Buon pomeriggio dal comunale Zanutto di San Donà di Piave, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova, Vincenzo Russo in cabina di regia, buon pomeriggio per questa gara che riguarda il campionato di eccellenza Veneto Girone C, 11ª giornata di ritorno. E allora una gara che vedrà di fronte il San Donà, padroni di casa, e l'Eclisse Careni Pivigina. È una gara che riveste importanza per entrambe le formazioni, si gioca alto contro basso, diciamo così. Il San Donà di Piave ha bisogno di rimanere lì in alto per vedere ancora Portogruaro a 50 punti, ad un punto di distacco dal San Donà di Piave, mentre l'Eclisse Careni Pivigina ha bisogno di raggranellare senza dubbio un punticino quest'oggi per quanto riguarda la possibilità di salvarsi già questa sera, e in effetti la possibilità ci potrebbe essere, perché Eclisse Careni Pivigina ed Opitergina entrambe hanno 26 punti quest'oggi. Se conquistassero un punto e il Martellago perdesse, si salverebbero in anticipo per la regola dei 6 punti senza rischiare nei play-out. Vediamo le formazioni adesso per quanto riguarda le due compagini che vedono questi 11. L'Eclisse Careni Pivigina con Della Colletta, Basso, Demin, Damuzzo, Segat, Mognon, Dalla Vedova, Riva, Ianco, Sakajeva e De Faveri. Con Della Bella in panchina troviamo Darè, Sakajeva, Moretti, Floris, Diomandè, Francesconi, Sanè, De Zotti e Band. Per quanto riguarda il San Donà di Piave, padrone di casa, questo è l'11 scelto da Giacomin: Memo, Donadello, Cadamuro, Crescente, Fortunato, Veglianti, Stefani, Scroccaro, Moro, Carli e Manente. In panchina con Giacomin stesso Bettin, Raelean, Damo, Cuzzi, Mazzon, Guizzini, Rossi, Momentè e Santo. È tutto pronto per dare il via a questa gara, a questa partita, e allora il tempo per il momento rimane buono, ha leggermente pioviginato nei minuti precedenti al via della gara. Speriamo che naturalmente si possa giocare, ma il manto erboso è buono, almeno di una prima occhiata dall'alto è un buon campo per quello dello Zanutto, un campo storico questo di San Donà di Piave. Aspettiamo il fischio dell'arbitro che si sta concordando con i due guardialine. È il signor Bruno Spina della sezione di Barletta, un nome già conosciuto, già visto. Riccardo Targa è il suo primo assistente dalla sezione di Padova, e l'altro arriva da Treviso ed è Dario Lorenzon, quindi una buona terna arbitrale che sta per dare il via alla gara qui a San Donà di Piave. Ecco il fischio, e allora inizia la partita, e inizia con la prima giocata che è per i padroni di casa, che vanno alla manovra da dietro con Donadello, poi il passaggio su Crescente subito in avanti per trovare l'appoggio giusto, tutto dalla parte opposta per il numero 6 Veglianti sventaglia in fascia, viene a colpire di testa invece il difensore basso dell'Eclisse Careni Pivigina. Può manovrare ancora l'Eclisse con questo rilancio lungo di Capitan Mognon, che viene anticipato dall'altro capitano che era Fortunato. Nulla di fatto, e allora si rigioca ancora con il San Donà per il pallone su Crescente. Crescente guarda la posizione dei suoi, è costretto a tornare indietro, non si muove nessuno davanti, allora adesso ci prova a mettersi in proprio Donadello, ma anche lui è costretto ad andare indietro da Crescente. È buono il pressing alto da parte dell'Eclisse, che prova con Dalla Vedova ad andare a disturbare, viene in avanti con il numero 6 Veglianti ancora in lungolinea, ma nulla di fatto, cercava la verticalizzazione, non ci è riuscito, e allora si può ripartire con il pallone tra i piedi di Della Colletta, che lo prende tra le mani e poi appoggia subito su Segat. Tutto in linea ancora per Demin indietro, gioca ancora Demin, la buona questa palla lanciata lunga per Dalla Vedova, tutto solo, prova l'1 contro 1, si muove in mezzo, attenzione a Sakajeva, ma bravissimo il ritorno di Cadamuro che ha chiuso bene la verticale, poi sbaglia tutto ancora una volta l'uscita
l'uscita del Sandona di Piave, poi viene fischiato in calcio d'angolo, però rischio grossissimo del Sandona di Piave, che in uscita va ad incocciare il pallone contro gli stinchi di Janko, che fortunatamente per il portiere Memo e per la retroguardia del Sandona di Piave si spegne prima di poter andare al tiro. È un Eclisse che ha iniziato andando a pressare subito alto. Sakayeva va in scivolata lunga per cercare di prendersi il pallone, non ci riesce e allora prova a ripartire dialogando sulla fascia la formazione di casa. Mognon di testa bene con Dalla Vedova per Demin che mette a pallone a terra, non riesce a far proseguire per Janko, che si arrabbia un pochino. Pallone non perfetto questo di Dalla Vedova per Janko, che va a vanificare il tentativo d'attacco dei suoi. Maglia bianca per quanto riguarda l'Eclisse Carini Pivigina, completo granata con inserti celesti per quanto riguarda il Sandona di Piave, che guadagna una rimessa in gioco con le mani da parte del giocatore che dà il pallone a Donadello che attende la posizione dei suoi, ventaglia lunga ancora per trovare qualcuno dei suoi, ma invece è più abile di tutti Mognon, che va a prendersi il pallone, poi Dalla Vedova non riesce perché Jacopo Fortunato blocca tutto in mezzo al campo e allora può ripartire ancora la formazione di casa, tutto bloccato per l'uscita ancora vincente di Capitan Mognon, che si fa dare il fallo e prova a rimettere in gioco il pallone con la sventagliata sulla fascia sinistra per Demin, che va subito da Segat che guarda i suoi, ancora palla per Damuzzo, gli ritorna la palla a Segat. Mognon gioca sulla fascia adesso con Basso, anticipato e fermato dalla difesa, diciamo, del centrocampista del Sandona di Piave. Tutto ancora girato il pallone su Demin sulla fascia sinistra del campo. Demin che non trova l'appoggio che voleva in avanti, è costretto ad andare su De Faveri, che è tornato indietro. Della Colletta lo scaraventa in avanti questo pallone. Janko era in fuorigioco, si è dovuto fermare chiaramente attendendo Dalla Vedova che va in pressing. Adesso Janko va in pressing. Janko è uno dei giocatori che potrebbe ancora concorrere, diciamo così, alla classifica dei marcatori. Ha timbrato 13 gol fino adesso, è il giocatore con più gol della formazione appunto dell'Eclisse Carini Pivigina. Poi arriva Sakayeva con qualche gol anche lui, però al distacco appunto da Janko. Prova a buttare in avanti questo pallone la formazione di casa con Segat che cerca di controllarlo e allora non ha il compagno su cui appoggiare, si rifugia in fallo laterale, palla che viene giocata con le mani da Stefani in appoggio sul numero 10 che era Carli, poi ancora Carli che cerca di andarsene l'uno contro uno. Carli marcato da Damuzzo che lo spinge un pochino, lo tiene fuori, poi Janko che guadagna questa palla. Sakayeva non arriva, forse c'era il tocco con le mani da parte del giocatore del Sandona di Piave. L'arbitro lascia andare tutto, si può giocare, non ferma giustamente il signor Bruno Spina della sezione di Barletta e allora il pallone ancora su Segat, tutto indietro per trovare il piede della Colletta, rinvio lungo per trovare, c'era quasi riuscito a metterla a terra Dalla Vedova, palla che invece sfila via e allora può provare ad impostare Fortunato, che è costretto però a giocare in orizzontale per Crescente ancora, guarda la posizione dei suoi, trova soltanto vicino a sé Fortunato che subisce un colpo da parte di Dalla Vedova, rimane a terra, poi i due si aiutano e quindi adesso c'è il fallo su Sakayeva che cercava di andarsene in orizzontale, palla che può essere già giocata. Demin indietro per Segat che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, c'è Mognon ancora alla sventagliata sulla fascia sinistra del campo, tocca il terreno il pallone, nulla da fare, gli scappa via. Demin non riesce a controllarlo e allora può giocare ancora il Sandona,
che ha difficoltà ad uscire per questo pressing portato altissimo da parte della formazione ospite. Sakayeva c'era quasi riuscito ad andarsi a prendere il pallone dal difensore, forse c'era il fallo, l'arbitro lascia andare per il vantaggio su Damuzzo. Bravo Segat che colpisce bene di testa, poi il tocco di mano da parte di un giocatore, il numero 7 Stefani del San Donà, si riprende con una punizione a favore dell'Eclisse. Ma indietro De Min per Segat. Segat guarda la posizione dei suoi, c'è Damuzzo, si ritorna ancora da De Min. De Min cerca l'appoggio su De Faveri, che poi va ad incocciare su due giocatori del San Donà. Hanno la meglio con Stefani, pallone tra i piedi, poi il ritorno di Fortunato non è riuscito a metterlo a terra. Stefani si arrabbia Fortunato con il giocatore e allora Sakayeva di testa ancora per Damuzzo. Damuzzo per verticalizzare cercando o Sakayeva o Janko, nessuno dei due. Bravo Mognon a giocarla ancora con bello questo taglio cercato da Damuzzo sulla corsa per il giocatore Riva della formazione ospite. Era buona azione, ma altrettanto bene Memo che è uscito dai pali per andarsi a prendere questo pallone. Viene in attacco ancora il San Donà, lo blocca sulla linea di mezzaria, poi tutto bello questo taglio dalla parte opposta. Attenzione al rientro molto bene di Stefani che va al tiro, il tiro che viene bloccato, contratto dal corpo di un giocatore della formazione dell'Eclisse. Rimane a terra un uomo del San Donà di Piave, può giocare, si dice l'arbitro, e allora ancora in avanti con questo pallone tutto regolare, in effetti è così, con Carli che va per le terre, ma non c'è assolutamente fallo perché ha incocciato prima il pallone e allora viene fuori, cerca di uscire dalla propria area di rigore con qualche difficoltà adesso perché la formazione del San Donà ha alzato un pochino il baricentro. Viene in avanti ancora De Faveri per Janko tutto dalla parte opposta, molto bene, un lancio di 20-25 metri per Sakayeva che lo mette a terra, aspetta l'arrivo, doveva aspettare forse un pochino di più l'arrivo di Janko che era rimasto attardato perché aveva girato il campo da una parte all'altra. Nulla di fatto per questo gioco perché non riuscito per la compagine di casa. Intanto il Porto Mansuè è in vantaggio per 1-0 sul Treviso. È una partita, questa è una partitona nel vero senso della parola, e allora vedremo come andrà a finire anche a Mansuè. Intanto il vantaggio del Porto sul Treviso, 9 minuti e 30 secondi di gioco qui allo Zanutto di San Donà di Piave, dove il risultato è fermo ancora sullo 0-0. Bisogna vedere quanta gente ci sono. Lui stesso lo sa. Con le mani la rimessa in gioco per l'Eclisse. Janko la spizza di testa e ancora a giocare e a trovare, gira tutto con Fortunato, poi Donadello, tutto di là con Crescente, qualche difficoltà, vedete quando l'Eclisse riesce a pressare alto non fa uscire dalla propria area di rigore la formazione di casa. È bravo e fortunato anche, però bravo lo stesso anche Dalla Vedova ad andare in anticipo. Qui c'è il fallo del numero 10 Carli su Mognon, che era nettamente in anticipo in uscita per l'uscita difensiva. Ferma tutto il gioco l'arbitro, il signor Spina di Barletta, che fa riprendere con De Min che sventaglia in mezzo all'area di rigore il colpo di testa, poi Fortunato stoppa e la mette a terra elegantemente, può girarlo con Stefani che ancora gioca sulla fascia. È ben piazzata però la formazione della Bella, che ha chiuso lì la compagine, l'11 di San Donà di Piave, con mister Giacomin che è davanti alla propria panchina, sta cercando naturalmente di incitare i suoi. Adesso c'è un fallo di Veglianti su Janko che si arrabbia un pochino, ma
guadagnato un'ottima punizione. Demin indietro per Segat che va a sventagliare tutto dalla parte opposta, troppo forte, pallone che non può raggiungere Basso e allora lo mette a terra la formazione di casa con Fortunato che si libera bene per quanto riguarda questo giocatore che ha fatto categorie superiori, e allora il lancio lungo, nulla di fatto, era una buona azione questa, comunque il lancio di Fortunato a tagliare il campo per Veglianti che non è arrivato in tempo per controllare e provare a giocare questo pallone. Ancora della Colletta il portiere ospite in maglia verde, il rinvio lungo che però termina fuori prima che Janko potesse anche solamente cercare di andarsi a riprendere questa palla, era troppo fuori dalla linea, quindi nulla di fatto, palla ancora in fallo laterale, si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco per quanto concerne i padroni di casa. Rimette tutto a posto ancora la difesa dell'Eclisse. Sakayeva vuole verticalizzare ma è molto bravo Crescente in mezza rovesciata volante a bloccare il tentativo di verticalizzazione, e adesso Dalla Vedova viene richiamato giustamente dal signor Spina della sezione di Barletta. Poi c'è il 5 tra Dalla Vedova e Fortunato, nulla di problematico, quindi ancora il taglio da una parte all'altra del campo, ancora in avanti, attenzione all'entrata, è bravo, è riuscito molto bene Stefani a presentarsi quasi davanti a Della Colletta, un po' troppo facile l'entrata di questo giocatore di Stefani che poi perde il pallone e va in avanti ancora con questa palla. Il tentativo di girata si lamenta il Sandona di Piave per il tiro al volo che secondo i giocatori del Sandona ha incocciato il braccio del giocatore Segat, mi pare, o Demin, palla che però l'arbitro ha giudicato colpire il petto del giocatore, quindi nulla di fatto per quanto riguarda la punizione, la massima punizione che il Sandona chiedeva all'arbitro in questo momento. È ancora 0-0 il risultato qui allo Zanutto di Sandona di Piave, sempre con una gara che è partita a sprombattuto, diciamo così, perché Eclisse lì davanti a pressare molto alta per cercare di bloccare l'idea del gioco alla formazione di casa. Adesso invece la verticalizzazione tentata, ma soltanto tentata su Moro, palla che termina fuori, e allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte di Basso per la maglia bianca dell'Eclisse, la spizzata di Janko, anzi la spizzata di Sakayeva per Janko, non riescono a prenderla. Attenzione a questa palla che viene data ancora sulla velocità di Sakayeva, ma capisce tutto ed anticipa Memo ed esce il portiere classe 90 del Sandona di Piave. Viene in avanti ancora, sempre con parecchia difficoltà a muoversi, a trovare spazi liberi, con difficoltà anche a trovare i compagni più vicini. De Faveri, scusate, blocca il tentativo di rinvio da parte di Veglianti, che con le mani va a pescare uno dei suoi, poi Mognon stoppa tutto, bravo Mognon, e allora Sakayeva subisce una spallata, ma l'arbitro lascia giocare, nulla di problematico, e allora si può giocare ancora con il pallone che termina fuori in fallo laterale. Ancora la palla è tra le mani del giocatore in maglia bianca dell'Eclisse. Demin lo appoggia indietro per Segat, c'era il fuorigioco di Sakayeva, e allora nulla di fatto per cercare di giocare questo pallone. Il Caorle è in vantaggio sulla Liventina per 1-0, continuiamo a dare un'occhiata anche ai risultati che arrivano dagli altri campi. 16 minuti di gioco qui allo Zanutto di Sandona di Piave, con il risultato che è fermo ancora sullo 0-0, prova a manovrare il numero 8 Riva che dà palla per
Della Colletta, scusate, Dalla Vedova si arrabbia perché ha colpito l'arbitro, ma insomma adesso gli viene ritornata la palla e può rigiocarla dove più o meno voleva giocarla in precedenza. Demin alza la testa, vede il lancio, prova il lancio in profondità su Janko, ma è troppo lungo. Janko ad un certo punto demorde, non riesce a raggiungere il pallone, ne approfitta Giacomin per dare qualche consiglio ai suoi in mezzo al campo, soprattutto a Manente, ci stava parlando poco fa. Manente che scende adesso per farsi dare il pallone, non lo badano e il pallone viene sventagliato ancora in avanti con Fortunato che blocca tutto, la palla sempre sulla fascia sinistra del campo, buttata ancora lì in avanti, e bravo Segat che di testa blocca tutto. Dalla Vedova di prima intenzione prova su Riva, ci riesce anche ad andarsene, subisce il fallo e c'è forse la prima ammonizione? Sì, c'è la prima ammonizione per il San Donà di Piave, il giocatore che è stato ammonito per il fallo. È il numero 4 Crescente che è stato ammonito, e quindi ammonito Crescente per la formazione di casa, con Mognon che poco oltre la metà campo va al rinvio, adesso va al tentativo di mettere in mezzo all'area. Sono tutti fuori però i giocatori dell'Eclisse, in effetti Mognon va sul lungolinea, l'1 contro 1 non riesce, si torna indietro ancora da Mognon che allora decide di cambiare il gioco. Segat con qualche difficoltà butta questa palla invedibile in linea orizzontale. Insegnano ai bambini e ai giocatori che si avvicinano al calcio di non effettuare mai questi passaggi in orizzontale, quindi abbiamo avuto una prova di quanto si possa essere pericoloso e rischiare. In avanti ancora, pallone trattenuto, Dalla Vedova torna indietro perché non si passa e allora va sulla fascia destra del campo con Riva per Janko che la controlla, cerca di girarsi ma è ben marcato dal suo diretto avversario che non gli dà spazio e non lo fa girare. Donadello molto bene su Janko, un cliente non da ridere quest'oggi, allora gli permette di andare soltanto sul fondo, palla persa da Janko, nulla di fatto, e allora segnaliamo anche che il Vittorio Veneto è passato in vantaggio con l'Istrana per 1-0, il gol di Kais al 17° minuto del primo tempo. In avanti ancora la formazione del San Donà, costretta però a ritornare sui suoi passi dal pressing alto della formazione di Della Bella, che adesso deve contrastare questo lancio in verticale da parte del San Donà. Perde palla De Faveri, poi cerca di fermare molto bene, era bravo Stefani che già in due occasioni sulla fascia destra, bravo, è riuscito a dare dentro un po' come troppo facilmente, lo avevo già dichiarato prima, troppo facilmente anche in questo frangente. Certo è che ha preso palla, ha difeso bene il pallone e se n'è andato quasi fino in area, poi fermato dai difensori dell'Eclisse Careni Pivigina. Ancora Stefani per giocare questo pallone, poi eccolo che decide di andare con l'1 contro 1, poi Demin che blocca tutto e allora la palla in lungolinea, ma ha anticipato Janko, anzi non era Janko, era Sakayeva questa volta, si sono scambiati i due e allora può giocare con le mani Demin. Il pallone, arriva anche Janko per il tentativo di spizzata che invece rinuncia, il petto per mettere a terra il pallone, tutto dalla parte opposta con Mognon che mette ordine. Mognon per questo pallone che finalmente arriva dalla parte di Riva sulla fascia destra del campo. Riva prova a metterlo dentro, palla che rimbalza contro un giocatore del San Donà di Piave e adesso c'è il fallo, una spinta. Forse l'arbitro poteva anche lasciar correre in questo caso, certo sta di fatto che aveva subito una spinta da tergo il giocatore dell'Eclisse.
molte volte e molti arbitri non fischiano più questi falli. Questa volta invece Spina di Barletta ha fischiato e ha concesso il calcio di punizione per la formazione dell'Eclisse, e allora 9,15 misurati per la barriera del San Donà. Sta spiegando come accetterà il tocco di mano soltanto il signor Spina, ed è Sakajeva che ha colpito domenica scorsa su una punizione millimetrica, ma da 25 metri, da tutt'altra posizione. Lì siamo proprio defilati, mette dentro, sul primo palo c'è Fortunato che mette fuori di testa, poi la palla però viene raccolta ancora da Sakajeva che fa tutto il campo, si muove bene, poi va a complicarsi la vita, a perdere questo pallone. Non aveva però d'altra parte neanche un compagno a cui cederla questa palla, e adesso può ripartire la formazione dell'Eclisse, perché il pallone è terminato fuori, l'ha toccata il San Donà. Demin per Janko, che lascia saltare di testa il suo diretto avversario, che con il ginocchio poi prova a mettere in moto ancora Stefani, che è stato trascinato a terra, anzi è Carli che è stato trascinato a terra da Segat, si era già appeso e adesso giustamente Fortunato da capitano va a perorare la causa, dicendogli che era già un paio di volte che stava subendo questo trattamento il giocatore del San Donà di Piave. Fortunato ancora per Stefani sulla fascia, 1 contro 1, attenzione, c'è il raddoppio infatti portato immediatamente prima da De Faveri e poi in seconda battuta c'era Damuzzo, se ne è accorto della pericolosità di Stefani per il momento, e allora ha raddoppiato, ammette il raddoppio subito, ancora Stefani, eccolo qui, poi va in scivolata Sakajeva in azione difensiva, scivolata, e c'è il calcio d'angolo, ed è il primo calcio d'angolo per quanto riguarda la formazione del San Donà di Piave. Il Lia Piave sta vincendo per 1-0 contro il Montello, una partita iniziata con 10 minuti di ritardo, ci comunicano appunto, per la causa di una grandinata che ha costretto alla pulizia gli addetti al lavoro per il campo. Il colpo di testa tentato da Moro, palla che termina ancora fuori, ma è stata toccata da un difensore dell'Eclisse, e allora però in questo caso palla persa dal San Donà, può giocarla con calma e tranquillità il giocatore Demin dell'Eclisse. Con le mani si fa vedere Riva, anzi è De Faveri che in seconda battuta va a trovare o a cercare di trovare Sakajeva, poi dietro a lui c'è Janko che mette a terra il pallone, però involontariamente lo offre, e qui c'è un brutto fallo in uscita, un brutto fallo di Mognon in uscita, e Mognon si arrabbia con i suoi difensori, giustamente si arrabbia con il suo difensore perché è stato costretto a questo fallo per bloccare il tentativo di entrata pericolosa del numero 10, ovvero Carli, in mezzo all'area. Ancora una volta Jacopo Fortunato è andato a farsi sentire dall'arbitro. 9:15 che va a contare Bruno Spina della sezione di Barletta, 2 uomini in barriera voluti Della Colletta, anzi 1 perché rimane soltanto Dalla Vedova, e allora alza le braccia per uno schema, ma probabilmente il pallone andrà tutto sulla fascia sinistra del campo per il tentativo, no, sbaglio io, e allora tutto a destra per il tentativo di mettere dentro questa palla pericolosissima da parte di Donadello. Non ci ha creduto nessuno che abbia capito dove poteva andare a finire questo pallone, un traversone basso rasoterra che avrebbe potuto complicare la vita moltissimo alla formazione dell'Eclisse Careni Pivigina. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0 per quanto riguarda la gara che stiamo vivendo e seguendo qui allo Zanutto di San Donà di Piave. Sakajeva la mette a terra, aspetta l'arrivo dei suoi, poi subisce il fallo, va per le terre, l'arbitro però lascia proseguire per il vantaggio, non si rialza Sakajeva, è rimasto a terra. Damuzzo allora per Riva, ancora per il numero 2 con
il pallone che viene messo in fallo laterale, 26esimo di gioco dalla Vedova, si è rialzato intanto Sakajeva, eccolo che riceve, o meglio poteva ricevere, ma ha capito tutto Stefani molto bene l'inizio della sua partita, poi si era complicata un po' la vita. Attenzione alla ripartenza adesso di Moro che punta dentro ma si fa ritornare, si fa riprendere da Segat che gli ha chiuso bene la strada. Segat sta vivendo in questo finale di stagione un buon momento di forma, lo si è visto anche adesso, insomma, quando è riuscito con un po' di furbizia a mettere il corpo davanti al pallone. E adesso c'è l'ammonizione per un altro giocatore, per Stefani mi pare, ammonito Stefani, giocatore del San Donà di Piave, un classe 2003 questo Stefani, adesso sta sentendo anche la ramanzina di Capitan Fortunato e poi quella del suo tecnico. Il bello e il brutto di giocare vicino alla panchina è questo, no? Che quando passi, insomma, l'allenatore ti dice quello che deve dirti e poi ci ha rincarato la dose anche Capitan Fortunato dal centro del centrocampo. E intanto, allora, per non sapere né ridere né scrivere, il giocatore Stefani si fa dare una borraccia e dice: piantatela, lasciatemi tranquillo. Un po' nervoso adesso il giocatore di casa, si attende che si rialzi Damuzzo, lo ha fatto adesso con l'entrata del sanitario. Ci sono quelli del San Donà che vorrebbero che il giocatore andasse fuori, ma l'arbitro invece, vediamo che cosa dice, fa riprendere a giocare normalmente con Segat pronto al rinvio lungo, sempre sulla fascia, spizzata classica di Janko per Sakajeva che mette prima il braccio ma si fa vedere. L'arbitro è ben piazzato, ha visto il fallo di Sakajeva che ha allargato il braccio per tenere lontano il suo diretto marcatore. Non poteva non fischiare l'arbitro che era lì. Indietro tutto ancora per quanto riguarda il San Donà, attenzione al pressing alto ancora, però è buona questa imbucata in verticale, del San Donà, va al tiro tentato da Carli che si era mosso molto bene, poi ha provato ad alzare la testa, ha visto la porta, ha visto lo spicchio della porta e ci ha provato, insomma non è stata una bella soluzione, però era una delle cose che poteva e doveva tentare di fare. Della Colletta pronto al rinvio per i suoi, partita che si sta delineando come partita probabilmente ancora, stavo guardando Sakajeva che stava cercando di prendersi il pallone, poi subisce fallo e adesso c'è il Porto Mansuè che si è fatto rimontare prima e poi superare addirittura dal Treviso che è in vantaggio con Salviato su calcio di rigore al 25esimo, quindi Treviso in vantaggio per 2-1 a Mansuè. Partitona questa che si sta vivendo in quel di Mansuè. Prova a giocare ancora il San Donà, viene bloccato, De Faveri che perde palla, poi indietro ancora per De Min, poi c'è il fallo di Stefani che l'arbitro lascia correre su Janko. Attenzione con questi rinvii che hanno provocato qualche problemino fin dalle prime battute al San Donà di Piave. Fortunato che deve costretto ad andare indietro per cercare l'appoggio sul suo compagno di squadra, poi aveva provato la linea, aveva provato il lungolinea, niente da dire, e ancora Fortunato in mezzo al campo agisce da secondo allenatore aggiunto in mezzo al campo per dare qualche indicazione ai suoi. Nulla di fatto. Con le mani per
Dalla Vedova, bloccato proprio dallo stesso Fortunato. Gira tutto ancora, blocca Damuzzo, poi De Faveri che scivola, riesce a riprendersi la palla, Damuzzo che cerca di andarsene, Damuzzo è bello questo taglio, Sakayeva non trova più il pallone, Cincischia torna indietro e allora ancora dalla parte opposta prova a rimettersi in linea la formazione di Pieve e di Soligo, il colpo di... Mamma mia, ci ha tentato, è andato intanto per le terre in mezzo all'area Ianco che aveva urlato e si era sentito fino in tribuna, ma il pallone, il taglio del pallone di Riva era per la gamba di Sakayeva che con un tocco è riuscito a deviarla e per poco non ha provocato danni alla retroguardia del San Donà di Piave. Ancora il pallone che termina in fallo laterale, può giocarlo con le mani Stefani che torna sui suoi passi, va da Veglianti, Veglianti ancora su Stefani, Stefani che adesso va a pescare il numero 9 Moro, palla in fallo laterale, Stefani con le mani, Moro cerca di addomesticare il pallone, cerca di girarsi, sono in due su di lui, guadagna il massimo che poteva guadagnare, cioè un calcio d'angolo, ed è il secondo calcio d'angolo per la formazione del San Donà di Piave che va alla battuta con il suo giocatore. Torna indietro Stefani, intanto che da quando ha subito quel fallo sta giocando un pochino più arretrato. Fortunato, il colpo di testa, il cross di Fortunato e il colpo di testa di un difensore che è arrivato proprio dalle retrovie, il tentativo di girata. Il tentativo di girata non è andato a buon fine, è stato un tentativo di Donadello per girare il pallone verso la porta, non riuscito di non molto. 33esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato tra le due compagini, non vuole problemi lo stesso Donadello, mette palla in fallo laterale, si arrabbia ancora Fortunato che continua ad incitare i suoi giovani di reparto. E allora con le mani per Dalla Vedova, cerca di girarsi in mezzo a due, non riesce ad andarsene, Donadello, rinvio lungo, c'è solo Segat che mette a terra con il ginocchio, poi prova a verticalizzare subito con De Faveri, il colpo di testa di Riva ancora, Riva per Dalla Vedova che è stato anticipato. Egoisticamente avrebbe potuto anche andare a tentare a trovare il tiro Riva, invece ha voluto giocare il passaggio su Dalla Vedova che è stato forse anche sorpreso dal pallone di ritorno del suo compagno di squadra. Lascia giocare l'arbitro con Ianco che aveva appoggiato per Dalla Vedova, che aveva verticalizzato il tutto, nulla di fatto, ancora il San Donà che prova a velocizzare con il rinvio di Memo, nulla per prendersi palla ancora però l'Eclisse. Damuzzo per pallone che è fuori, Basso non riesce a contenerla. Pallone che rimane lì, c'è il fallo di Mognon che poi rientra precipitosamente in linea. Butta in mezzo, verticale, ma è sbagliato ancora. San Donà che perde questa palla, viene in avanti De Min che prova il taglio ma è anticipato, ha capito tutto e butta fuori questo pallone un po' troppo facile, questo taglio, si era capito insomma dove voleva andare a parare con questo lancio di De Faveri. Palla che viene persa, poi De Faveri la riconquista, la getta in avanti, Ianco gli dà un'occhiataccia perché il pallone è stato buttato lì. Ci sono altre novità ancora, il raddoppio di Cais a Vittorio Veneto sull'Istrana, 2-0. Si segna parecchio anche a Vittorio, 2-0. E allora Fortunato che taglia il campo ancora per Stefani che si fa rivedere sulla fascia destra del campo,
però questo traversone è troppo lungo e troppo forte, finisce tutto abbondantemente dalla parte opposta del campo. 36 minuti di gioco con il risultato fermo sullo 0-0 qui al Zanutto di San Donà di Piave, dove la formazione di casa sta impattando 0-0 contro l'Eclisse Careni Pievigina. Demin si gioca sulla fascia, spizzata, tentata o sfiorata da parte di Ianco, che è andato a rubar palla dalla Vedova. In orizzontale ancora per il San Donà, che è costretto però, visto il pressing alto della formazione ospite, a tornare indietro e provare a ripartire, a rigiocarla in orizzontale, però messa bene la compagine di Della Bella. Adesso può provarci la formazione di casa. Bello il lancio per Stefani, che è altrettanto buono lo stop, poi palla in mezzo, attenzione, palla in mezzo con il tentativo, il colpo di testa risolutore di Segat, però è ancora una volta Stefani qui sulla fascia destra del campo a portare vivacità alla formazione del San Donà di Piave. Si è mosso lui, era rimasto fermo per circa 5 o 10 minuti dopo averle, diciamo così, tra virgolette, sentite dal mister e da Fortunato. Adesso ha ripreso a giocare e a correre sulla sua fascia di competenza e ne ha avuto subito, si è accorto subito Demin che il giocatore va tenuto costantemente sott'occhio, perché è uno dei più pericolosi per il momento della formazione del San Donà. In avanti ancora con Ianco che controlla, dalla Vedova si gira, prova ad andare, allora trova De Faveri sulla fascia, il pallone viene bloccato da un difensore del San Donà di Piave, Sakayeva, che vorrebbe il calcio d'angolo, non riesce ad averlo nonostante abbia tirato addosso al giocatore di casa. Stefani, che adesso è tutto in difesa per dare una mano ai suoi, riparte il tentativo ancora di Segat e Demin, palla che termina fuori, può giocarla con le mani. Fortunato viene a riprendersi il pallone, poi il numero 6 Veglianti torna su Donadello su Memo che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, vede Fortunato davanti a lui, gli cede palla. C'è ancora sulla fascia Veglianti per il tentativo poi di andare a spizzare, attenzione Della Colletta, rinvio lungo, alto, non perfetto, poi De Faveri che sbaglia, anzi era Riva che ha sbagliato il tentativo di verticalizzazione immediata. Stefani ancora l'1 contro 1, questa volta bloccato dal suo diretto avversario Veglianti, che si schianta contro Sakayeva. Ammonito Sakayeva per questo fallo. E ancora Fortunato in mezzo al campo, che cercando di parlare con i suoi giovani, con i suoi giocatori. Pronto per la battuta Veglianti, che cerca il taglio lungo, no, era Donadello che va dalla parte opposta, ha tentato di andarsela a riprendere questa palla Cadamuro, però ha sbagliato tutto, palla che termina senza impensierire sul fondo del campo, e allora Della Colletta alla rigiocata con Mognon che porta il pallone, poi lungolinea ancora, vede lo scatto di Sakayeva, è riuscito in qualche maniera a fermare il giocatore del San Donà. De Faveri conquista palla ancora dalla Vedova per Ianco che gira tutto per Riva dalla parte opposta sulla fascia destra del campo. Riva prova a trovare il
traversone, non ci riesce in prima battuta, deve tornare indietro, e allora Mognon, che sventaglia tutto dalla parte opposta, non si alza più di tanto Janko, poi commette anche fallo sul suo diretto avversario. L'arbitro lascia correre perché c'è il vantaggio con palla presa da Memo, il portiere del Sandona di Piave, che ha già fatto ripartire i suoi sulla fascia sinistra del campo, ancora in avanti, torna indietro però perché è ben piazzata la formazione ospite. Tutto sulla fascia destra con Veglianti che viene ancora a sostegno dei suoi, c'è Stefani lì davanti, attenzione il raddoppio di marcatura ancora su di lui, con il Portogruaro intanto in vantaggio sul Martellago per 1-0. E allora Janko viene bloccato da Donadello molto bene, qui c'è un fallo, sì, sono d'accordo, per il ponte fatto dal giocatore dell'Eclisse. In effetti si è abbassato quando il giocatore del Sandona era andato per prendersi il pallone, quindi il classico ponte insomma fatto da Muzzo, che concede il calcio di punizione alla formazione del Sandona di Piave, ed è una posizione un po' scomoda da lì. Terzo gol del Vittorio, che oggi va a segnare il terzo suo gol. Fortunato, Donadello, vediamo cosa inventa Fortunato, se vuole appoggiare per Donadello oppure se cerca il traversone sulla fascia. Va indietro, probabilmente sarà lo stesso Fortunato che tira in porta, vediamo. 3 uomini in barriera richiesti da Della Colletta, e allora Fortunato dai 23-25 metri più o meno va al tiro, sì, ci prova, ma la palla è decisamente alta e fuori dall'angolo dove voleva indirizzare il pallone. Della Colletta controlla facilmente e tranquillamente. Siamo al minuto 43 e siamo allo 0-0 qui allo Zanutto di Sandona di Piave. Rinviata ancora la pallone con Janko che prova a mettere in moto Dalla Vedova a sostegno con De Faveri, ancora Dalla Vedova che va in mezzo, subisce il fallo, e qui c'era il fallo, qui c'era il fallo di ostruzione perché si è messo decisamente davanti, l'arbitro però l'ha giudicata normale e quindi l'ha lasciata andare questo pallone. Ripartenza per il Sandona che poi spreca tutto e molto male questa palla. Può giocarla ancora la formazione ospite con Damuzzo, perde a sua volta Stefani il pallone. Janko, De Faveri lo scaraventa davanti con 2 uomini su Sakajeva. Bravo ad andarsene Cadamuro ancora sulla fascia sinistra del campo, viene agganciato e c'è punizione. C'è ammonizione anche per il numero 2 Basso, ammonito Basso, che giurava e spergiurava di aver preso il pallone, ma così no, secondo me no. Aveva visto bene l'arbitro, insomma potrebbe anche aver preso il pallone, però prima ha anche preso il piede del giocatore. E arriva il 2-0, il raddoppio del Portogruaro, e quindi 44esimo minuto di gioco e 26 secondi. Portogruaro che quindi è in vetta alla classifica, Sandona a 1 punto dal Portogruaro, però attenzione adesso, 44esimo minuto di gioco, ancora una punizione, conta i 9,15 canonici il signor Spina della sezione di Barletta, uno degli arbitri che è sicuramente destinato a salire, lo abbiamo visto sui nostri campi di eccellenza, in qualche campo di Serie D anche in più di un'occasione, quindi è sicuramente un arbitro, come si suol dire, in rampa di lancio. La punizione per la compagine di casa, tutti allerta all'interno dell'area di rigore, anche Janko. Sakajeva rimane fuori, Della Colletta di pugno
vogliono il tocco di mano, qualcuno che ha toccato con la mano, con il braccio, quelli del San Donà. L'arbitro però non vede questo avviso, rischia ancora un passaggio in laterale Scroccaro, però gli va bene perché Janko, anzi Sakajeva, tocca palla ma la mette in fallo laterale, va a rimetterla in gioco Crescente, il numero 4. Il colpo di testa trovato da Basso, ammonito in precedenza, poi De Faveri che prova la ripartenza, viene bloccato sulla linea mediana del campo, Basso la butta via, dalla Vedova che commette fallo e Fortunato che vuole provare a ripartire immediatamente. Si scaldano gli animi tra i due, prima c'era stato un po' un diverbio tra Dalla Vedova e Fortunato. Allora può buttarla in avanti Fortunato per chiudere questo primo tempo, invece gioca ancora sulle linee laterali del campo, si aiuta con il braccio, con una spinta Segat, l'arbitro lascia correre, allora dice che può bastare, finiscono qui i primi 45 minuti di gioco qui allo Zanutto di San Donà di Piave, il risultato fermo sullo 0-0 al termine di una gara, di un primo tempo interessante, giocato abbastanza bene diciamo da entrambe le formazioni che si sono controllate. C'è paura da una parte e dall'altra naturalmente ad aprirsi perché il rischio c'è per una e per l'altra squadra. È tutto per il momento, linea alla regia, ci risentiamo tra una quindicina di minuti.
Eccoci ricollegati con lo Zanutto di Sandona di Piave per il secondo tempo, la seconda frazione di gioco della gara che vede di fronte appunto i padroni di casa del Sandona e l'Eclisse Careni Pievigina. Risultato sempre fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, che hanno visto una partita con un'Eclisse ben messa in campo da mister Della Bella. Ha sfruttato e ha provato a pressare alta la formazione del Sandona, cercando di proibirgli o quantomeno di rallentare l'inizio del gioco, la velocità del gioco, e dobbiamo anche dire, c'è riuscito in parte. Per quanto riguarda il Sandona di Piave, ha provato in alcune occasioni a farsi vedere dalla parte della Colletta, però nessun timore, grande timore, tranne un paio di occasioni insomma, che hanno fatto rischiare un pochino la compagine ospite. Adesso si dà il via con il fischio dell'arbitro al secondo tempo, che va ad iniziare naturalmente con il pallone manovrato dai bianchi dell'Eclisse, che provano a spingere per cercare di portarsi dalle parti di Memo tutto sulla fascia destra del campo, con Basso che viene colto un po' a sorpresa, gli bloccano il pallone, provano a rispingere e a portarsi in avanti, ma è ancora Basso fortunato a ritrovarsi il pallone lì, mette dentro questo traversone che va ad incocciare sulle gambe di un giocatore della difesa del Sandona di Piave. Si muove, che palla ragazzi che gli ha dato Mognon, però c'era il fuorigioco di Sakayeva, però molto bella l'azione di Mognon, che è andato ad impreziosire la sua gara con questo pallone dato in area. Peccato per Sakayeva, che si trova al di là della linea difensiva del Sandona di Piave. Prova a ripartire la formazione del Sandona, lo fa con doppio tentativo, il primo è andato a vuoto, il secondo adesso ci riprova con il numero 8 Scroccaro dalla parte di Cadamuro. Cadamuro ci mette in proprio, viene bloccato dal numero 2 Basso, che gli mette in fallo laterale il pallone. Ancora Scroccaro, manovra la compagine del Sandona con il tentativo di penetrazione non riuscito. Mognon che prova a far viaggiare i suoi, Riva che viene bloccato ancora all'altezza dell'area, più o meno nell'area difensiva, dell'area di rigore della compagine di casa. Sakayeva non riesce a tenere il pallone, poi nemmeno De Faveri e Dalla Bella e dalla Vedova riescono a giocare questo pallone, palla che termina in fallo laterale, con le mani per trovare Dalla Vedova. Ancora qualche scambio di gentilezze, diciamo così, tra Fortunato e Dalla Vedova. Eccolo che va a riprendersi il pallone, Dalla Vedova si gira su se stesso, Damuzzo che va a verticalizzare, il tentativo ancora senza paura di mettere il pallone in fallo laterale sulla spinta dell'Eclisse. Basso prova a sostenere questa spinta con una rimessa in gioco lunga per il colpo di testa dalla parte opposta. Mognon la ferma lì, Mognon la tiene lì, ancora va a pressare alto, non c'è il fallo perché ha toccato il pallone nonostante l'arrabbiatura in tribuna. Adesso c'è il fallo di Carli su Damuzzo, c'è il fallo che concede la punizione a Mognon per Dalla Vedova che prova a andare verso il centro, niente da fare, ancora deve intervenire Capitan Mognon, presente, sta giocando un pochino troppo alto, adesso è ritornato immediatamente nelle retrovie, è andato a controllare il suo diretto avversario, ma adesso Segat mette palla in fallo laterale, gioca il Sandona con le mani per la rimessa in gioco, prova a girarsi, non riesce, poi il pallone gli viene messo in fallo laterale da Damuzzo.
era Carli che non è riuscito a tenere il pallone. Poi ancora esce bene Basso che verticalizza in avanti, Memo è fuori dall'area, deve intervenire lui, la gioca con i piedi molto bene, va sulla fascia destra del campo, può spingere in avanti i padroni di casa con Mognon che va a trovare ancora Janko che non riesce a controllare il pallone, si arrabbia Janko perché era una fucilata questo passaggio che non è riuscito a controllare. E allora gioca la retroguardia del Sandona, alza la testa, guarda la sistemazione dei suoi, poi prova a ripartire, Damuzzo che va a vuoto, molto bene l'entrata adesso del numero 11 di casa che aveva servito poi Donadello, bloccato sul nascere. Buona però questa azione tutta sulla fascia destra del campo con Manente che aveva messo una bella palla per Donadello, poi bloccato all'ultimo istante da un giocatore della difesa della formazione ospite. 4 minuti e 55 di gioco, c'è il primo cambio e allora esce il numero 8, esce Scroccaro un po' al di sotto forse ed entra il numero 20, entra il numero 20 Santo. Il numero 8 Scroccaro con il numero 20 Santo. E allora fuori Scroccaro che non è riuscito ad incidere sulla gara, non è entrato mai in partita, dobbiamo dire si è visto veramente poco, e Santo adesso vediamo, Giacomin gli ha chiesto sicuramente di fare qualche cosina in più, poi Basso che da questa palla non si è accorto che dalla parte sinistra stava entrando come un razzo Janko, ha voluto preferire Sakajeva ma era caduto, era scivolato e quindi pallone che si perde sul fondo. Nulla di fatto per questo tentativo di ripartenza molto buono dell'Eclisse Careni Pievigina. Memo fuori dall'area ancora per impostare sui suoi ma blocca tutto a metà campo, ancora la formazione ospite con Sakajeva per Janko, i due provano a dialogare, il colpo di tacco di Janko che a un certo punto dice ma ti ho fatto il tacco perché continuassi, e in effetti si aspettava Sakajeva di andare lì dove aveva messo il colpo di tacco. È un buon momento per la formazione ospite, allora cerca di approfittarne. Janko che va a far spallate con il suo diretto avversario, palla che viene messa in fallo laterale e la palla viene giocata con le mani dal Sandona, con Cadamuro indietro per Crescente per Donadello per Fortunato, e allora tutto sulla fascia, poi si ritorna in mezzo con Crescente, qui su Cadamuro, pallone sbagliato, Manente che si ferma e allora tutto ancora in velocità. Memo che sta veramente giocando da ultimo uomo, da libero in questi minuti, perché ha alzato il suo baricentro, è sempre fuori dall'area, ma anche in questa azione è perfetto il suo rinvio, la sua stoppata, la sua fermata di gioco per il lancio che era stato effettuato appunto dall'Eclisse. Segat, Mognon, Basso, chiama palla Sakajeva ma c'è Memo che vedete ha capito che deve stare un 4 o 5 metri lì proprio a ridosso. Mette dentro con questa palla Crescente per Donadello, ancora Crescente, esce Cadamuro, il nuovo entrato Santo, Donadello, prova Mognon ad anticipare tutto, poi deve rientrare precipitosamente perché aveva lasciato la sua linea sguarnita. Il tiro lo lasciano andare tutto, era un tiro a giro di Carli che però non trova il giro giusto, va a terminare abbondantemente a lato. La guardano sia Mognon sia Della Colletta, la guardano terminare sul fondo. Nessun problema per la compagine ospite che prova a rimettersi in linea, prova a giocare tenendo
alto il baricentro, non chiudendosi, insomma, e andando a pressare. Lo ha fatto per quasi tutta la gara con questo pallone. Janko lo mette a terra, stava per perderlo, lo ha perso, poi fortunato perché il giocatore del San Donà non riesce a tenerlo all'interno del campo di gioco, e allora l'arbitro ne sta approfittando adesso per richiamare, mi pare, Janko, che aveva protestato per un fallo, ma c'era poco o nulla. Insomma, l'arbitro oggi ha sbagliato veramente poco o nulla, scusate la ripetizione. Con le mani ancora la compagine dell'Eclisse, mette dentro questo pallone Janko che la spizza di testa, poi il rinvio lungo oltre la metà campo per la compagine del San Donà, che cercava di far viaggiare i suoi avanti, non riuscito, questo lancio non è andato a buon fine, pallone che è uscito dallo stadio, adesso rientra con le mani il rinvio degli ospiti. Janko che non riesce a prendersi questo pallone, Mognon di testa, basso, questo era un fallo a gamba tesa perché è andato altissimo a prendersi questo pallone, l'arbitro ha lasciato correre e c'è il pallone che batte sugli stinchi di Fortunato, termina in fallo laterale e allora ci va basso con le mani, c'è una rimessa abbastanza lunga, mi pare, basso, vediamo se sceglie con molta calma, anche con molta tranquillità, palla che sfila lunga, non riesce a conquistarla Sakajeva, poi bene il tentativo di ripartenza di Carli che fa rimbalzare la palla su Mognon, che gli concede soltanto una rimessa in gioco con le mani. Butta avanti il pallone, bravo Basso, ancora palla controllata dal San Donà, è costretto però Santo a tornare indietro perché non ha nessuno davanti a cui cedere la sfera. Donadello, sventagliata molto buona, il tentativo, la sfiorata di testa, è bravo Della Colletta che ha evitato il calcio d'angolo, si è fatto male però, attenzione perché o ha preso una ginocchiata oppure ha un stiramentino, fortunatamente per lui sembra che abbia avuto soltanto una botta, e quindi però è stato molto bravo ad andare a toccare il pallone, ad evitare il calcio d'angolo e a far guadagnare soltanto al San Donà un fallo laterale. Poi qui c'è stato un po' un rischio, un sandwich in mezzo a due, attenzione Memo che era fuori dai pali, vi ho detto poco fa che Memo sta giocando proprio da ultimo uomo, però deve stare attento perché qui era un pochino troppo alto e un pochino troppo fuori dal gioco, e se ne è accorto adesso. Fortunatamente il tocco del compagno di squadra era fuori dai pali, è andata bene, e allora c'è il calcio dalla bandierina di Sakajeva che chiama lo schema e arriva dalla vedova, ancora Sakajeva, non si alza la linea del San Donà, ma non ce n'è bisogno perché il tocco di Sakajeva è tutto da rivedere, e allora nessun problema per il San Donà che prova a ripartire con Memo stesso. Attenzione alla rimessa, tocca male questo pallone, il San Donà con molta difficoltà riesce a venire fuori, poi difficoltà anche per Mognon che non trova il pallone, la butta in avanti, la formazione di casa che cerca di ricucire colpo su colpo la ripartenza dell'Eclisse. Torna indietro il pallone ancora con Demin per lanciare in verticale, Janko arriva come un razzo. Poi qui c'è il fallo su Crescente e c'è il quarto gol a Vittorio Veneto del Vittorio sull'Istrana, 4-1. Palla ancora gettata indietro, stare attento con questi rinvii un po' superficiali, un po'. Adesso il pubblico si accorge che la squadra è un po' mollato con questi passaggi, è andata a rischiare più del dovuto,
Viene in avanti Basso che viene fermato poco oltre la metà campo, ancora Sakajeva che cerca di controllare il pallone, ci riesce, non trova l'appoggio alle spalle e va per le terre, ma l'arbitro non si fa ingannare. Mognon con tanta esperienza raccoglie il pallone pensando che l'ha rimessa, ma sapeva che non era sua. Tutto indietro ancora il Sandonà. Tutto indietro ancora il Sandonà che prova ad alzare, prova a verticalizzare lungo, Mognon sulla palla, bravo ancora il capitano, l'ultimo a mollare, chiaramente sta trascinando la sua difesa con prestazioni eccellenti, lo ha fatto un po' per tutto l'anno, diciamo che è sempre stato molto buona il tenore di attenzione Fortunato che intanto viene in avanti, poi va per le terre ma non esce, palla dalla parte opposta con Carli prova l'1 contro 1 contro Basso che va a commettere un fallo poi un po' inutile lì perché lì insomma puoi controllare, il giocatore non poteva andare da nessuna parte a meno che non si chiami Messi o non si chiami in qualche altra maniera, che con un pallone o con un tunnel fosse riuscito a scavalcare lo stesso Basso, ma insomma da lì lasciamolo lì, tranquillizziamolo. 9:15 dell'arbitro, il signor Spina di Barletta che posiziona su sistemazione di Della Colletta 2 uomini in barriera, e allora la punizione per il Sandonà, tutti dentro. Quelli del Sandonà sono rimasti fuori soltanto Stefani e Manente. Stefani, Manente e Sante, palla buttata in mezzo, Della Colletta ci arriva, per poco Donadello non riusciva a strappare via il pallone. Attenzione alla ripartenza dell'Eclisse che ci prova sulla fascia sinistra del campo, va giù fino in fondo dalla Vedova, poi vorrebbe il fallo, ma si trova un arbitro che ne sa più di lui e nulla di fatto. Chiaramente può ripartire ancora Cadamuro, palla che torna indietro perché non ci sono possibilità di costruire. Manente, palla che viene controllata ancora indietro. Vedete come la difficoltà messa veramente giù bene la formazione. Il Vittorio continua a segnare, intanto al Barison si è scatenato, tripletta per Kais, Vittorio 5-1. Sventagliata molto buona, ma c'è Basso sul pallone che però la consegna a Manente, che anzi era Carli. Il pallone dalla parte opposta proprio permanente, adesso può ripartire la formazione ospite, ma però non c'è nessuno, si trova Janko che non molla, non demorde, va a prendersi questo pallone, Janko che prova a metterla dentro cercando Sakajeva, tutto dalla parte opposta, ma sono soltanto in due perché l'appoggio poi arrivava solo da Dalla Vedova e da Riva. Poca cosa chiaramente per una ripartenza della formazione ospite che adesso va alla battuta della sua rimessa in gioco con le mani da parte di Demin, che trova De Faveri, cerca di girarsi, non guadagna nulla perché è il Sandonà ad uscire vincitore in questo scontro. Poi l'anticipo di Mognon questa volta non riesce e allora tutto dalla parte opposta. Attenzione, bravo Basso, bravo sia il giocatore del Sandonà sia Basso, bravo sia Cadamuro prima di infilarsi e poi Basso in scivolata a bloccare tutto. Adesso ci sono due uomini, uno per parte a terra e a colloquio con l'arbitro i due capitani, Fortunato e Mognon. L'arbitro tranquillizza tutti, fa alzare i due giocatori che erano terminati a terra e si può e si potrà ricominciare. Non serve, sì, serve il fischio dell'arbitro, eccolo qua, per riprendere a giocare. Il Della Colletta, rinvio lungo su Janko che spizza di testa alla solita, nulla di fatto, Janko che protesta non so con chi. Si gioca ancora qui al Comunale
Zanutto di San Donà di Piave. 18 minuti e 40 secondi al cronometro. Non riesce a ripartire la formazione di casa e allora ci prova l'Eclisse. Bravo Dalla Vedova, brava Dalla Vedova, perché aveva visto che erano finiti in fuorigioco i suoi compagni di squadra. Sakayeva, in mezzo c'è solo Janko, però questa palla viene sprecata in malo modo. È un po' un segno di quello che avevano fatto in casa, un pallone così. Aveva avuto però ben altra fortuna, sempre Sakayeva per Janko, ma altra fortuna. Tutto dalla parte opposta con Manente ancora per il San Donà. C'è l'uomo libero qui sulla fascia sinistra del campo, non si accorge e allora ci prova Carli che cerca di girarsi, ha bloccata tutta la linea e allora Carli ancora che va vicino al giocatore in possesso palla è Stefani. Carli ancora prova il tunnel, ci riesce, poi arriva a rimontare il tutto il giocatore dell'Eclisse che si salva. Può andare su De Faveri che ancora perde il pallone, l'arbitro dice che si può giocare e allora si invola Dalla Vedova, poi si ferma perché il pallone termina in fallo laterale. Brutta questo tentativo di ripartenza da parte della Vedova, troppo solo sulla fascia sinistra del campo, nulla di fatto per la compagine di casa, per la compagine ospite. Adesso ci prova l'11 di Giacomin a portarsi in avanti proprio dalle parti della Colletta con Crescente ancora sulla fascia destra del campo con Veglianti subito di prima intenzione, poi la palla torna ancora su Veglianti e allora sempre sulla fascia destra lento con Manente che chiama l'entrata ma poi è attenta alla retroguardia ospite, riesce a spingere ancora Veglianti. Manente Cadamuro prova il tiro dai 22 metri, palla che si alza e torna e va fuori e allora c'è 21esimo minuto di gioco, risultato sempre di 0-0 qui allo Zanutto di San Donà di Piave, 11ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza, partita importante per entrambe le squadre. Il Portogruaro davanti vince, quindi il San Donà avrebbe l'esigenza di vincere per rimanere agganciata a -1, diciamo così. L'Eclisse si complica, è più complicata la situazione per l'Eclisse a cui servirebbe un pareggio quantomeno e servirebbe aspettare risultati buoni per la sconfitta del Martellago e vedere che cosa si può dire, insomma, per non essere inguaiati nei play-out ma terminare questo campionato con la salvezza sul campo. E allora ancora con Basso, Sakayeva anticipato dal suo diretto avversario molto bene, esce bene la difesa del San Donà, ci è arrivata una pallonata in cabina stampa, è un chiaro attentato a Giovanni Monforte che è qui vicino a me, lo hanno visto dal campo e quindi vedi di scrivere bene Giovanni, altrimenti per fortuna non ha fatto danni questa pallonata che è arrivata in cabina stampa, butta in avanti il pallone, nulla di fatto, ancora l'Eclisse non ha cambiato nessuno, una sostituzione l'ha fatta invece Giacomin inserendo Santo al posto di Scroccaro che non aveva impressionato nel corso del primo tempo. C'è il fallo, sì, c'è il fallo su Moro che si era incuneato bene, subisce il fallo da parte dei giocatori della Bella che è inginocchiato nella sua solita posizione davanti alla panchina, invece in piedi davanti alla panchina Giacomin che sta suggerendo ai suoi come portarsi dalle parti della Colletta. Santo che prova a mettersi in proprio, viene bloccato da Riva, nulla di fatto.
Ancora con le mani può giocare il Sandonà con Crescente, che però non riesce a giocarla di prima e allora costringe ad andare indietro. Guardate Memo dov'è. Attenzione, attenzione, Memo vuol far soffrire oggi, però è lì che sta giocando fuori dai pali proprio per dare più velocità al tentativo di ripartenza della sua squadra. E ancora pallone che viene fermato all'altezza della metà campo con Donadello, alza lo sguardo, gli si fa davanti, gli si para davanti, ancora attenzione, cerca di girarsi Mognon che lo ferma e poi Janko che mette a terra, non riesce a prendersi il fallo come voleva. E allora c'è il forcing, adesso il pressing, questa volta il tentativo di portarsi proprio in avanti da parte del Sandonà, ma c'è l'enorme Mognon che poi si complica la vita, però guadagna una rimessa in gioco per il capitano dell'Eclisse, che è stato perfetto anche oggi. Cambio nelle file dell'Eclisse, allora entra il numero 15, mi pare di aver visto, entra Floris, quindi esce il numero 8, quindi fuori Floris, dentro Riva, e allora va un pochino a tirarsi indietro giustamente in questo caso Della Bella. Vediamo dove andrà a giocare Floris, che di solito può giocare sulla fascia esterna bassa o alta, però in questo caso darà una mano sicuramente alla difesa, perché Demin dalla parte opposta, vediamo Floris dove è andato a posizionarsi in mezzo al campo, quindi non è che si chiuda ulteriormente o chissà quanto la formazione di Della Bella. Viene in avanti Cadamuro bloccato dalla scivolata perfetta di Damuzzo, che ferma lì l'azione sul nascere del Sandonà. Rimessa lunga, il colpo di testa fuori, la lascia correre, ma Dalla Vedova anticipa tutto, poi Dalla Vedova ancora, c'è il brutto fallo, questo è brutto. Attenzione, ammonito ed espulso, ha fatto una sciocchezza, ha fatto una sciocchezza proprio. Il 4 è Crescente che è caduto nel tranello e chiaramente è andato a fare questo fallo che non serviva, dovevi tenerlo lì. E adesso la situazione si complica un pochino, insomma, per il Sandonà, che dovrà giocare questi ultimi minuti di gioco in 10 uomini. 26esimo di gioco, quindi ci sono 9 minuti più eventuale, 19 minuti più eventuale recupero per il Sandonà, da giocare in inferiorità numerica. Esce il numero 9 ed entra il numero 13, allora fuori il 9, dentro il 13. 27esimo del secondo tempo, il Sandonà sostituisce il numero 9 Moro con il numero 13 Raeleglia. E allora Mognon è pronto a gettare in the box, no, invece vengo smentito, gira per guadagnare tempo, chiaramente palla in laterale, quindi si gioca portando pian pianino adesso palla in avanti, vantaggio numerico per quanto riguarda la formazione ospite, con Dalla Vedova che tiene lì il pallone costringendo al fallo il suo diretto avversario. Arriva a mettersi sul pallone anche Carli per disturbare il tentativo di rimettersi in moto da parte della compagine ospite. Adesso sullo Zanutto sta soffiando un fastidioso vento, sta anche piovigginando, è ritornato a piovere qui a Sandonà, lo aveva fatto intorno alle 15. Canonici 9-15, dove posiziona la barriera di un uomo Memo.
vuol vedere partire la sfera chiaramente, quindi un uomo solo in barriera cerca di ostruirne la vista Damuzzo, che è lateralmente sulla fisionomia di palla. Il tiro di Sakayeva, che colpisce la traversa, piede fatato, perché domenica scorsa punizione millimetrica bellissima di Sakayeva, che aveva segnato il gol del vantaggio del 2-1, e oggi ci ha riprovato una bomba che va a schiantarsi sulla parte alta della traversa, toccata anche e soprattutto dal portiere Memo. Attenzione all'uscita per Mognon, che aveva tentato il colpo di testa, lui specialista, e quindi sì, sicuramente una delle migliori occasioni della gara, possiamo dire, di questa partita, portata da questa traversa di Sakayeva, che ancora una volta è andato a farci vedere che cosa sa fare con il suo piede. Dalla Vedova adesso la gara incomincia a essere spezzettata, chiaramente 10 contro 11, un po' di difficoltà e un po' di nervosismo da ambo le parti. Segat non stoppa bene Dalla Vedova, che perde palla, poi la ripartenza è ancora una volta sbagliata. Floris la mette a terra, prova a spingere basso ancora, viene su Dalla Vedova, anzi Damuzzo, scusatemi, dalla parte opposta va a trovare Demin. Damuzzo prova l'affondo in verticale per Demin, che mette dentro tutto sul secondo palo, ma la palla è decisamente troppo alta, troppo sbagliata e troppo fuori in questo caso. Memo è pronto al rinvio, c'è un cambio, entra il numero 16 per quanto riguarda la formazione di casa, entra Mazzon, entrerà Mazzon, vediamo chi uscirà. Palla che non riesce a venire in avanti per quanto riguarda la formazione di casa. È buono il taglio, ma non è altrettanto buono lo stop di Sakayeva, che palla buttata via anche per questa ripartenza del San Donà. Ecco il cambio. Ecco il cambio, allora fuori il numero 10 Carli ed entra il numero 16. Entra il numero 16 ed è Mazzon. Il numero 10 Carli con il numero 16 Mazzon. E vediamo dove va a posizionarsi Mazzon, che gioca un pochino più avanti, sicuramente andrà a rinforzare. Sono in 10, adesso qui in questa ripresa tutta la si vede, la linea difensiva e la linea di centrocampo della formazione del San Donà di Piave. Palla sprecata intanto dalla compagine ospite, che butta fuori questo pallone senza aver conclusa nulla di particolare, e allora il colpo è di De Faveri, che ha fatto rimbalzare il pallone sul giocatore del San Donà. Fallo però per la gamba tesa, e allora può giocare ancora un pallone lungo, però c'è Mognon a fare ottima guardia sulla fascia sinistra del campo, ottima guardia per la compagine ospite, che intanto c'è un altro cambio, esce il numero 3 ed entra il numero 17, quindi fuori Cadamuro ed entra Guizzini. Il numero 3 Cadamuro con il numero 17 Guizzini. E allora Guizzini, da come si sta sistemando, però attenzione perché stiamo parlando di 10 adesso per gli uomini del San Donà in campo, no? Quindi prova il tocco di testa da parte di Fortunato, la spizzata di Janko. Ha ragione Fortunato, che è rimasto a terra, ha subito il fallo. L'arbitro dice che si può battere con il numero 13 Reilergan, che va alla battuta. Sta perdendo un po' di tempo, e allora ancora il tentativo. Adesso c'è una girandola di cambi, entra il numero 17, è entrato il numero 17, ovvero Guizzini, che è entrato in area, si
c'è stato il tocco, ma c'è l'angolo per 3-2, il terzo angolo per quanto riguarda la formazione di casa, e allora si potrà andare alla battuta. Rimangono fuori tre uomini del Sandonà direttamente su Della Colletta, poi prova il rinvio lungo, era una bella finta questa di Sakayeva, però non c'è caduto. Bravissimo il numero 11 immanente dalla parte opposta, che è riuscito a bloccare il tentativo di ripartenza dell'Eclisse. Ianco non ce la fa a tenerla in campo questa palla, e allora anche Della Bella procederà ad un cambio. Dovrebbe entrare il numero 18 Sané, che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Sicuramente cercherà di dare spinta sulla fascia. Entra il numero 18 Sané e vediamo chi esce. Esce il numero 11, esce De Faveri. 35esimo del secondo tempo, Eclisse Caleni Fioricina sostituisce il numero 11 De Faveri con il numero 18 Sané. E allora dentro Sané, fuori De Faveri. 34esimo, 35esimo adesso, quindi 10 al termine più eventuale recupero. Lancio lungo in avanti per Ianco, splendida la spizzata di testa per cercare Sané, questa volta però non la trova. Viene in avanti, cerca di manovrare, attenzione a Memo che la mette in mezzo, poi arriva a toccarla bene con il fallo guadagnato dal numero 17 Guizzini. Poi l'arbitro va a dire qualcosa alla panchina di casa. L'arbitro parla con la panchina, con il tecnico. L'arbitro richiama verbalmente il tecnico di casa. E allora Fortunato la scaraventa in the box, ma nulla di fatto. Poi riparte ancora la formazione, tenta di ripartire la formazione ospite, fermata ancora Sakayeva tiene palla, poi buono il taglio ma non arriva dalle parti di Ianco. Palla gettata in avanti, attenzione perché la palla quando tocca il terreno può scivolare adesso. Palla buttata via, può provare a venire in avanti ancora il Sandonà con Guizzini. È buona questa palla gettata, c'è Mognon che va in azione difensiva. Mognon ancora cerca di andarsene, ce la fa anche dalla parte opposta. Fortunato al tiro e c'è il gol di Fortunato, una splendida bomba di Fortunato. E c'è Fortunato che spalanca le porte dello Zanutto. Per Fortunato un tiro da fermo, possiamo dire, che è andato a prendere l'angolo sinistro della porta difesa da Della Colletta. Nulla di fatto per lui, però vedete, vi stavo raccontando come è riuscito ad andarsene alla guardia di Mognon. Palla appoggiata lì per Fortunato che era fuori dall'area di rigore, un siluro che si è andato ad insaccare all'angolo sinistro, e adesso il capitano Fortunato chiama naturalmente al sostegno del pubblico dello Zanutto, perché ha ritrovato i 3 punti per il momento il Sandonà con l'1-0, il gol di Fortunato. E adesso vediamo questi ultimi minuti in inferiorità numerica. Il Sandonà ha trovato il gol del vantaggio, sono 7 minuti più eventuale recupero da effettuare.
per la formazione, per le due formazioni. Allora Mognon che chiama basso all'impostazione, lunga in avanti, ma non c'è nessuno, si arrabbia dalla vedova, ma era rimasto fuori Memo con il pallone nel palleggio, si prende tutto il tempo immaginabile possibile, giustamente dalla parte opposta per l'altro portiere, e allora lungo per Segat che spinge sulla fascia sinistra del campo, Damuzzo, Segat, ancora Segat, la butta dentro ma nulla di fatto. Della Colletta, e Giacomin adesso chiede di rallentare ai suoi, giustamente, controllare e rallentare il gioco, è chiaramente tra l'altro in inferiorità numerica, quindi Segat, Mognon, è un colpo a freddo, diciamo così, anche se per l'Eclisse, perché ha fatto una partita corta, aveva fatto una partita sicuramente interessante, palla buttata nella mischia ma nulla di fatto, sembra aver esaurito un po' la carica offensiva, la voglia di portarsi via un punto quantomeno dallo Zanutto, si stava concretizzando il risultato. Adesso è il gol di Fortunato a decidere il match per il momento. Fallo di Damuzzo che viene allontanato dai suoi. C'è il pallone che viene raccolto da Sané, l'arbitro fa segno con l'orologio che recupererà tutto il tempo che si sta perdendo. Quindi c'è ancora sul pallone il capitano Fortunato. 41esimo minuto di gioco, 4 più recupero al termine. Fortunato, ancora lui, il numero 17 di casa che cerca di andarsene a basso, non ci riesce, dalla vedova. Adesso bisogna stare anche un po' attenti con i falli di frustrazione, perché sono stati colpiti quelli dell'Eclisse, quindi può scappare, ecco, vedete, un po' di nervosismo che si sta materializzando con questi scontri. In avanti la formazione ospite, cerca Sakayeva di controllare il pallone, questo gol ha stroncato le gambe chiaramente alla formazione ospite. Entra il numero 20 Band, esce Damuzzo, nervosissimo, ma chiaramente insomma è uscito il numero 4. È uscito il numero 4 ed entra il numero 20 Band, che va a rinforzare il reparto offensivo, e adesso possiamo dire che l'Eclisse sta giocando con 4 attaccanti lì davanti, per cercare naturalmente, chiaramente, di riportarsi in parità. È stata colpita a freddo, diciamo, con il gol che ha stroncato. Buona l'azione del San Donà ancora, che poi si complica la vita perdendo il pallone, poi Sané che non riparte di prima intenzione, e allora ci prova dalla parte della fascia con prima Janko servito, ma è ancora Fortunato che incita il pubblico al sostegno.
Lo Zanutto prova a sostenere ancora negli ultimi minuti la sua squadra. Mognon per Floris, Floris che verticalizza, palla che non arriva ma c'è il fuorigioco di Janko e quindi si ferma lì l'azione dei bianchi dell'Eclisse, che al 43esimo minuto di gioco vedono sempre più sfumare la possibilità di portare a casa un punticino, quello che avevano provato a fare per tutti i 45 minuti di gioco del primo tempo e parzialmente per quasi metà del secondo tempo. Poi questo gol di Fortunato ha veramente stroncato ogni velleità, portò il portoghularo Martellago 3-0 e quindi per l'Eclisse insomma ci sarà da soffrire ancora per 90 minuti domenica prossima contro il Caorle. Gira tutto ancora dalla Vedova per Floris, Floris che va dalla parte opposta su Demin, Demin bloccato, Janko, anzi Sakajeva che cerca di entrare, Jan per Band, Band che si gira, la deviazione e c'è il pareggio, c'è stata una deviazione, ha segnato Band che non giocava da tempo immemore quantomeno, però è riuscito ad entrare bene in gioco, ha toccato, c'è stata una deviazione, perché io ho visto una deviazione sì di un giocatore del Sandona e gliel'ha allontanata ulteriormente a Memo ed rimette in parità la gara, la formazione ospite dell'Eclisse con il gol di Band che trascina i suoi 45esimo minuto di gioco e ci saranno 5 minuti di recupero adesso per quanto riguarda questo finale, un finale che adesso è concitato da parte del Sandona di Piave che vuole rigettarsi subito in avanti. Attenzione ancora, il tiro e questa volta Della Colletta ci mette il piedone a salvare il tutto con Band, l'autore del gol, che va a colpire di testa e ad allontanare dalla parte opposta la situazione di 1-1, la rimessa in gioco. L'Eclisse, avevo appena detto che ci sarà da soffrire, ma ci sarà da soffrire ancora anche per questi 5 minuti che mancano al termine della gara. Una partita che ha visto il Sandona colpire con il suo capitano Fortunato e stroncare le velleità dell'Eclisse, che però non si è data mai doma, e l'entrata in campo di Band poi con un tiro dai circa 15-20 metri ha dato la possibilità di trovare il gol del pareggio, il gol della parità. È una situazione che a questo punto sorride, diciamo, alla compagine ospite. L'1-1 in 10 uomini, lo ricordiamo, il Sandona. Spizza di testa Janko, ma la palla non arriva su Band. Sta giocando con quattro attaccanti davanti la formazione Della Bella. Attenzione a Fortunato che va ancora al tiro, questa volta però non esce bene, esce contratto e deviato, e allora prova a ripartire la formazione ospite con Dalla Vedova per Sané che si mette in proprio, prova l'1 contro 1, attenzione alla velocità di Sané, ma viene bloccato molto bene dal numero 17 Guizzini, che non gli permette di andare dentro in area, e allora c'è la possibilità di ripartenza non riuscita in un primo momento. Poi si gira bene Manente, prova a trovare il pallone da dare giustamente per il numero 20 che viene travolto da due giocatori adesso si lascia andare Mognon, ma non c'è assolutamente niente con Manente che ha qualcosa da dire all'indirizzo di Mognon, però non c'era nulla, insomma si lascia. Battiamo domani mattina, 47esimo minuto, quasi 48, ne mancano 2. Allora se d'accordo con la regia seguiamo questa azione, poi andremo negli spogliatoi, andremo a bordo campo direttamente. Ancora Band che
aveva ancora l'adrenalina del gol segnato, e allora io direi che stacco il microfono per l'ultimo minuto e mezzo e scendo per effettuare le interviste a bordo campo quando la partita terminerà, e vedremo se ci risentiremo ancora sul risultato di 1-1. A tra poco quindi. Dio che ha neanche il coraggio per stare qua, vedere partita vergognosi. Stefano, aspetta, dove sei? Sì, Così a caldo e mi prendo 3-4 mesi di squalifica. No, me li prendo sicuro. Sì. Parliamo, ci mancherebbe. Dai, aspetta che siamo qua. Andiamo più indietro? Bene, però abbiamo il sole, giusti? Sì. Ok? Mister, sì, lo so che è dura parlare a caldo così, però insomma tranquillizziamoci un po', anche se è facile dirlo da parte mia, però da parte sua immagino che non sarà facile digerire, perché ce l'avevate fatta, avevate sbloccato con Fortunato con questo missile, e poi? E poi quello che ci sta succedendo da 3 settimane a questa parte. Abbiamo perso una partita anche a Istrana su un'autorete, e sono episodi che si stanno ricorrendo in questo momento e non possiamo dire niente. Abbiamo ottenuto il massimo per questa situazione qui. Le stanno ricordando i risultati, con davanti non molla, insomma. Non ho sentito cosa hanno fatto le altre. Hanno vinto. Tutte e due? Sì, mi pare di sì. Portogruaro è davanti e il Treviso ha vinto a Porto Mansuè, quindi però dobbiamo vincere a Porto Mansuè e siamo secondi. vede che c'è ancora lo spirito giusto, battagliero. Ma ci mancherebbe, cosa dobbiamo fare? Intanto è un campionato di calcio, primo, e secondo non credo che anche oggi abbiamo demeritato il risultato, abbiamo sempre fatto la nostra partita in condizioni, ma non voglio trovare scuse assolutamente, perché a volte è facile anche tirare fuori, giustificare. Non devo giustificare niente, i ragazzi hanno dimostrato che anche in 10 si è riusciti a far gol, di più non posso chiedere. Ma possiamo dire che da questa squadra, con un bel parterre di giovani, si può partire per fare un bel lavoro anche nelle prossime stagioni. Ma io l'ho detto all'inizio dell'anno che
Sono questi i progetti per questo tipo di società, soprattutto a questi livelli. Arrivare dove? Dove vogliamo arrivare? In Serie A? Non lo so. Credo che lavorare sui giovani sia il futuro. Noi ne abbiamo molti, di buoni, ma perché sono bravi loro, devo dire la verità, ma non bravi come giocatori, bravi anche come uomini, sono uomini prima di tutto. Sono pienamente d'accordo con lei, mister. Buon lavoro e buon fine campionato. Grazie, altrettanto, e buona Pasqua. Grazie altrettanto a lei. Allora, Giacomin l'abbiamo intervistato, adesso però mi è scappato Stefano Della Bella, che in precedenza avevamo visto, e allora vediamo se riusciamo ad averlo al più presto qui con noi. Se riesco, posso andare dentro e lasciare un attimo Di Bianco. Allora lasciamo un attimo Di Bianco e andiamo a vedere se troviamo Stefano Della Bella. Allora, l'abbiamo trovato e andiamo un pochino più indietro naturalmente per riuscire da questa parte, riuscire ad avere di qua, andiamo, eccoci qua, dovremmo esserci. Che dire? Beh, immagino che tu sia contento di questo pareggio raggiunto proprio sul finire. Ma abbiamo fatto una buona partita, sì. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, non siamo stati bravi secondo me in certi frangenti quando riuscivamo a conquistare palla o sul loro sbaglio o sulla nostra pressione, e non siamo riusciti a fargli male in quel modo là. Dopo il secondo tempo la partita si è un po' spaccata, entrambe le squadre volevano portarla a casa. A noi è andata male sulla traversa e potevamo là andare in vantaggio. Dopo sono stati bravi a fare il gol, hanno fatto un gran tiro fortunato, e dopo siamo riusciti a riprenderla. Però ho detto in telecronaca che l'avevi ancora una volta sistemata bene la squadra, perché effettivamente fin dalle prime battute, come dicevi tu, hanno ribattuto colpo su colpo, ma soprattutto con questo pressing alto li avete messi in difficoltà, perché loro hanno avuto difficoltà ad impostare il loro gioco. Ma sapevamo che sono bravi a fraseggiare, e allora avevo chiesto un sacrificio, una partita di sacrificio da parte di tutti quanti. E l'abbiamo fatto, dopo ci siamo allungati, eravamo un po' stanchi, qualcuno aveva perso un po' di brillantezza, e la partita è finita così. Risultati li hai sentiti, no? Quindi diciamo che... No, non siamo salvi. No, però dipende da noi, sì. Cioè, almeno adesso non so se sono finite tutte le partite, però dipende da noi. Se riusciamo a vincere siamo sicuri di essere salvi. Con il Caorle, no? L'ultima partita. Il Caorle adesso sta pareggiando, sappiamo che se riusciamo a battere il Caorle saremo salvi. Beh, ti aspetta un'altra settimana sì, di sofferenza. Beh certo, infatti è tutto il campionato così. Il discorso però sappiamo che è nelle nostre mani, nel senso che non bisogna sentire risultati di altri campi, sappiamo che se vinciamo siamo a posto. Quello che è piaciuto è che siete venuti anche qui a giocarvela e l'avete giocata alla pari. Ma sì, ormai non è che si possa fare tanti calcoli. Abbiamo cercato, infatti dopo quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di provare inserendo anche un'altra punta, però purtroppo su un capovolgimento di fronte abbiamo preso sto gol che secondo me ha fatto un gran tiro da fuori area, e dopo, ripeto, abbiamo avuto la volontà un po' così, non con tanto ordine, però siamo riusciti a riprenderla.
E allora buona Pasqua e poi tra un po' ci penseremo a questi ultimi 90 minuti. Certo, buona Pasqua a tutti, grazie. Grazie a Stefano Della Bella, mister e tecnico appunto della formazione ospite, che quest'oggi qui al Comunale Zanutto di San Donà di Piave ha fatto il pareggio, ha pareggiato 1-1 contro il San Donà. Vedo anche il direttore sportivo del San Donà, se vuol dire due parole. Ecco, qui ospitiamo anche Biasin, il direttore sportivo del San Donà di Piave. Direttore, non è certamente un bel finale di pomeriggio, però insomma ce l'avevate quasi fatta. Questo è il bello del calcio, il bello e il brutto. Purtroppo i ragazzi sono stati anche oggi esemplari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del cuore, anche oggi tutti giovanissimi. Oggi c'era l'esordio di un 2005 nel nostro settore giovanile. Cosa vogliamo dire di più a sti ragazzi qua? Stanno facendo un campionato storico, però purtroppo il calcio al 90esimo prendi gol su autogol, è già il secondo in 2 partite. Purtroppo questo è il calcio. Sì, questo è il calcio. Lo dicevo al mister prima, Giacomini, con cui dice se mi fai parlare adesso mi prendo un po' di squalifica, poi è riuscito invece ad essere obiettivo. Però avevo concluso dicendo, però mister, c'è da lavorare su questi giovani, avete un bel gruppo di giovani, una bella fisionomia di squadra, ci sarà da lavorare, da prendersi le soddisfazioni sicuramente nei prossimi anni. Certo, il campionato non è ancora finito, c'è ancora in ballo il secondo posto per andare ai playoff, noi ci crediamo, i ragazzi ci credono. Oggi è una giornata però ripartiamo domenica da Porto Mansuè e con la testa giusta, insomma, ecco. Direttore, buon lavoro e buona settimana e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Bene, e allora con il direttore sportivo del San Donà chiudiamo il nostro collegamento qui dallo Zanutto e la risentirci naturalmente. Buona Pasqua a tutti e alle prossime gare.